Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo di cinema perché la Veneto Film Commission, quella realtà di produzione che dovrebbe stimolare le produzioni cinematografiche nel territorio veneto, è diventata una realtà. È stata istituita nel 2017, ora ha una componente organizzativa che è stata istituita proprio da pochi giorni, e qui con me ho il presidente di Veneto Film Commission. Do il buongiorno e benvenuto a Luigi Bacialli. Ciao, buongiorno. Benvenuto Luigi Ciao, Bacialli. ciao, grazie per l'invito. Direttore di Media Nord-Est, Rete Veneta, Antenna 3 e Telenord-Est, quindi questo anche a sfatare il mito che si dice che ci sia concorrenza. No, a livello locale c'è una proficua collaborazione, ognuno un po' ha il suo modo di fare informazione e credo che insieme riusciamo probabilmente a raccontare questo territorio utilizzando ancora le scarpe, no? Certamente, sì, è così, insomma, tutta l'emittenza privata dà un contributo enorme, no? alla realtà del territorio ed è al servizio, credo, complessivamente dei cittadini, insomma. Si diceva prima fuori onda che ci sono delle logiche politiche, anche delle decisioni che sono state prese che tendono in qualche modo a rendere sempre più indipendenti, no, le espressioni editoriali. Purtroppo però per l'emittenza locale questo significa un peso più importante rispetto ai grandi editori, perché quei contributi statali servono alle volte, no, proprio per dare il là alla nostra attività. Secondo te perché si va in questa direzione e forse magari è arrivato anche il momento per noi di rinnovarci nella professione, perché si parla tanto, no, di questo ruolo del giornalista che in qualche modo sta per essere scalzato, secondo qualcuno, dal comunicatore? Ma sai, io credo che questi sono tutti ragionamenti in parte condivisibili, in parte un po' astrusi, delle volte si sentono cose, l'informazione sta cambiando, sì, sta cambiando pelle l'informazione come ha cambiato pelle la musica, che una volta era col mangiadischi e poi è passata oggi su mezzi molto più sofisticati, e così anche per il giornalismo, no? Però l'informazione resta l'informazione rimane, e la musica resta musica. Esatto, no, però l'informazione rimane a prescindere da come cambieranno, diciamo, i mezzi che la veicolano, e credo che ci sia una grande opportunità per i giornalisti della carta stampata che si sta indebolendo molto, e della televisione in particolare, cioè la qualità oggi può avere un plus valore enorme, perché in presenza di un'informazione devastante che è quella delle fake news e degli haters da tastiera, noi possiamo veramente restituire alla vera informazione il valore. Quindi segnare la differenza. Segnare una differenza notevole. Credo che tanti abbiano capito qual è veramente il valore della credibilità, dell'attendibilità, delle verifiche, delle fonti, dell'autorevolezza dell'informazione, ecco, perché altro è invece sparare notizie fasulle, inventarsi delle storie improbabili, accusare le persone senza... Questa aggressività, no, che è solo un'espressione, tu prima citavi i leoni da tastiera, o è un frutto anche di un malessere che aleggia nell'aria, perché appunto si sente un po' da una parte disorientati e inebetiti anche di fronte ad un panorama economico, politico, sociale, internazionale che è un po' confuso, no? È come se avessimo vissuto una rivoluzione in tutti i sensi e dobbiamo riprogrammarci, magari non siamo abituati a questa ricostruzione, se vogliamo. Hai ragione, secondo me sono due fattori. Intanto, diciamo, le tecnologie che hanno amplificato coi social la possibilità di intervenire, cioè tutti possono dare la loro opinione, proprio diventare anche protagonisti, quindi c'è anche questa, diciamo, anomalia rispetto agli anni in cui appunto l'informazione era quella, solo alcuni potevano accedere. E poi c'è il fattore del malessere, cioè è alimentata questa rabbia e questa aggressività che si diffonde soprattutto sui social da un clima politico e sociale molto esasperato, no? C'è la crisi, c'è la guerra per bande ancora sempre più aspra, ecco, la comunicazione politica è molto cambiata, e io vedo
le persone frastornate dai messaggi che arrivano dalla politica, sono disorientate, non capiscono più, anche in una situazione dove c'è un governo con due anime completamente diverse, in contrasto tra di loro, che poi fanno sintesi, trovano una soluzione, ma si rimane veramente un po' sbigottiti, no? Proprio sulla base di questo ragionamento, poi entriamo nel merito ovviamente della Veneto Film Commission, di questo essere sbalorditi, tu dici tutti hanno possibilità, no, di accedere all'informazione o di fare comunicazione, chiamiamola così, quindi c'è una grande libertà di comunicazione e paradossalmente però c'è una grande accusa ai giornalisti professionisti di essere strumentalizzati, manipolatori, e invece a me sembra che in questo caos globale, se uno vuole un'idea se la può fare, visto che ha tanti canali d'accesso, quindi non è che ha solo una visione. Come la vedi? Ma che il pluralismo è sempre più ampio, ecco, questo secondo me è un vantaggio, nel senso che ci sono le vecchie testate, i giornali, le televisioni nazionali e private, ci sono i social, davvero c'è un campionario di opinioni e di prese di posizione e di fonti informative enorme, per cui se uno, e oggi io credo che sia molto cambiato, una volta forse tanti lettori, tanti telespettatori. C'era il TG1, il Corriere della Sera, ed era una sorta di Vangelo, ecco, no? e si restava, diciamo, ci si orientava in base se democristiano il TG1, se socialista il TG2, se comunista il TG3. Esatto, era, diciamo, relativamente più semplice, ma era un'informazione più lottizzata, che a volte meno vera, secondo me. Meno vera, e tutto sommato oggi è caotica l'informazione, cioè, forse ce n'è troppa, ce n'è tanta, ma io credo che sia meglio, nel senso che poi se uno ha una certa dimestichezza con le notizie, no? Perché poi alla fine siamo tutti bombardati, radio, televisioni, alla fine si riesce ad orientare, riesce anche a capire, io credo oggi molta gente sappia distinguere appunto una bufala da una notizia. 3 indizi, no? Fanno una prova, no? È una legge matematica. Veneto Film Commission, istituita nel 2017 per la Regione Veneto, un po' in ritardo rispetto alle altre regioni. C'è stato in effetti un ritardo che è sempre stato così denunciato dalla stessa Regione del Veneto, che ha fatto un grande lavoro per recuperare e per arrivare a questo risultato, perché in effetti era una delle poche regioni che ancora non si era dotata di una Veneto della Film Commission, come per esempio. Cos'è la Film Commission, per spiegare ai spettatori che magari insomma non è... Certo. Allora, diciamo, la fondazione della Veneto Film Commission è un organismo ovviamente che è stato eletto, nominato dalla giunta regionale, ci sono 5 componenti, il presidente e 4 consiglieri di amministrazione, che hanno una missione molto precisa, cioè valorizzare le risorse locali che operano in questo campo, quindi nel settore documentaristico, cinematografico, degli audiovisivi e televisivo, e portare, oltre a valorizzare, diciamo, le imprese che lavorano in questo ambito, portare in Veneto le grandi produzioni. Questo è un obiettivo strategico e prioritario, cioè le grandi produzioni quando arrivano sul territorio, adesso penso a Netflix piuttosto che ad altri grandi tycoon americani o britannici o di altri paesi, investono tantissimo, cioè arrivano e spesso il più delle volte assumono maestranze locali, investono anche per esempio negli alberghi, perché tutta questa gente, tutto l'indotto ovviamente nel catering, quindi hanno bisogno di anche danno delle partecipazioni alle amministrazioni locali e comuni, perché per usare degli spazi per girare, certo, ci sono delle tasse da pagare. Certo, non è che poi tutto... assumono tanta gente, cioè tutte le persone che vengono coinvolte in una grande produzione, e l'obiettivo è quello di non focalizzarsi solo, come è successo finora, su Venezia, no? Ma portare nelle location straordinarie di questa regione i registi, i produttori a girare i film nelle ville venete, nelle zone
che magari sono meno conosciute ma sono splendide, che sono adatte, no? Penso alla Valdobbiadene oppure al Vicentino, insomma ogni provincia... Il Parco del Delta, il Polesine, insomma, a seconda della trama ci sono delle sfumature, le Dolomiti. Ma ecco, c'è un insieme di paesaggi e di location che è straordinario, no? E su questo ovviamente la Film Commission deve avere molta voce in capitolo e lavorare in collaborazione con tutti coloro che operano nel settore e soprattutto io credo anche attraverso le amministrazioni locali, i comuni, le province, cercare di risolvere al massimo i problemi che chi deve girare un film in Veneto può trovarsi a dover affrontare. Sono tantissimi, soprattutto burocratici. Allora i produttori americani in genere ti dicono you have to be aggressive, no? Cioè dovete essere aggressivi e risolverci dei problemi che sono quelli logistici, quelli del poter girare in paesi senza che ci siano poi divieti, senza trovare degli intoppi. Insomma, ecco, tutto questo lavoro la Film Commission deve mandarlo avanti. È un lavoro proprio da produttore cinematografico. Insomma, diciamo, dimenticavo... Cioè, molto imprenditoriale. Certo, certamente. È un lavoro proprio di gestione di un settore, ma di sostegno ad un settore in particolare. Dimenticavo il fatto che dopo anni in cui in Veneto non c'erano risorse da dedicare a queste attività, adesso c'è un budget di 5 milioni di euro, per ora stanziato 1,5 milioni, insomma, poi ovviamente ci saranno bandi, ci saranno interventi di altro genere e quindi ci sono le risorse perché questo lavoro venga diciamo in qualche modo agevolato. Una parte del vostro ruolo sarà anche quella, no? Sicuramente attrarre investimenti di carattere cinematografico in Veneto, ma uno spera che ci sia anche una componente di valorizzazione della creatività dei talenti locali, perché c'è una grandissima produzione anche di piccole case che fanno dei cortometraggi indipendenti, eccetera. In questo ambito, cioè valorizzare dei talenti, sia della fotografia piuttosto che della ripresa, piuttosto che registi, attori, eccetera, c'è un impegno anche in questo senso? Sì, è previsto un grande lavoro anche su questo versante, perché c'è la possibilità di sostenere scuole di recitazione, di formazione di registi e di tecnici anche, no? C'è tantissimo da fare in questa direzione, anche perché moltissimi giovani, anche dal punto di vista occupazionale, possono sperare di poter lavorare qui e di avere quindi un futuro anche di questo genere, cosa che finora non è stata possibile per mancanza di fondi, per mancanza probabilmente di organizzazione, nonostante ci siano state le Film Commission locali che hanno lavorato in questi anni. Però ecco, ci sono delle prospettive nuove. Film Commission provinciali erano, no? Le Film Commission provinciali, sì, Vicenza, Treviso. Sì. Quelle che si sono organizzate. Insomma. Sì, però ecco, teniamo conto che rispetto ad altre regioni qui non si era arrivati a risultati straordinari, no? Nel senso che non c'era mai stato un impegno di una certa importanza. E come quindi, mai? Perché, scusa se ti interrompo, stiamo vedendo perlomeno nella produzione televisiva ma anche cinematografica che da una decina d'anni, se non sbaglio, il cinema italiano trova ambientazioni fuori da Milano e Roma, fuori dagli studios. C'è sempre di più, no? La voglia di scoprire città, Trieste, Torino, mi viene in mente, Firenze, eccetera. A parte Venezia che si autoproduce perché in qualche modo attirano questi grandi tycoon che vogliono fare le grandi produzioni, perché mettere un cameo a Venezia rende bello anche 007, no? Quindi non dico niente di nuovo. Poi c'è la mostra del cinema di Venezia che acquisisce di anno in anno più valore, non a caso il Leone d'Oro automaticamente diventa l'Oscar, cioè anche quest'anno, se non sbaglio, Roma di Cuarón, che per carità c'è il titolo Roma che in qualche modo ci può essere da traino. Ecco, forse il Veneto non ha colto questa possibilità di essere una
location, uno studio a cielo aperto insieme ad altre città? Perché poi, come dicevi tu, io ho citato Trieste, ho citato Torino, ma sono le città. Il Veneto invece offre una panoramica ampissima, quindi la qualsiasi trama di un film potrebbe trovare delle quinte naturali. Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, intanto credo che dipende un po' dal fatto che il cinema è sempre stato romanocentrico, no? Quindi qui si è parlato finora di fare un polo del cinema a Veneto, no? Si era detto ma facciamo una città del cinema a Marghera, insomma non è che siano mancate idee e iniziative, però ci vuole proprio una volontà e bisogna anche scalfire lo strapotere di altre regioni. Penso, non so, la Puglia ha fatto tantissimo da questo punto di vista attraverso una Film Commission che ha funzionato molto bene, così come anche il Friuli, la Campania, il Friuli Venezia Giulia, c'è il Federico Poilucci della Film Commission del Friuli Venezia Giulia che è veramente uno molto determinato e molto operativo, quindi volendo i risultati si ottengono. È un lavoro lungo, difficile, il Consiglio di amministrazione è composto da persone molto competenti. Ecco, quali sono le figure che operano? Perché qualcuno potrebbe dire sì, l'ennesimo organo della regione, no? Sai che quando ci sono degli organi operativi delle istituzioni si pensa sempre a un poltronificio o similia. Sì. Quali sono le competenze, che ruolo avranno, no? Nello specifico, nell'ambito di questo panorama, progetto, piano di lavoro che tu hai illustrato? Il Presidente è un po' diciamo, un incarico di garanzia, no? E quindi insomma c'è una linea, il nostro editore è la Regione del Veneto, la valorizzazione, diciamo, del Veneto è l'obiettivo principale, quindi bisogna stare in questi binari. Non ti hanno detto obbliga George Clooney a girare un film a Campagna Lupia? No, assolutamente. No, certamente non sarà possibile diciamo, chiedere sostegno alla Regione del Veneto presentando progetti che in qualche modo portano discredito al Veneto, cioè basta il cliché delle servette, degli ubriaconi. Vabbè, quello è un cliché vecchissimo, dai, del cinema neorealista. Però ogni tanto riaffiora. Cioè, no? Signori e signore, sì, diciamo, ha in qualche modo messo una patente a Treviso che proprio non c'entra più nulla. Sì, però ogni tanto riaffiora, se tu guardi anche il cinema, la televisione, le fiction, ogni tanto c'è sempre, non so, l'agente di polizia o il carabiniere che parla veneto ed è quello casualmente, quello diciamo meno furbo degli altri. Però ci sono tanti veneti attori, adesso mi viene in mente una caso Maria Roveran che è una stella nascente ed è veneziana. C'è Battistone, ci sono non so, registi, Andrea Segre per dire, c'è un produttore Francesco Bonsembiante che è uno dei più importanti produttori italiani. Eccetera, eccetera. Potremmo fare tantissimi nomi, no Antonello? Però insomma diciamo che la Film Commission abbiamo appunto, c'è Cecilia Valmarana che è direttore di Rai Movie, c'è Giulia Lavarone che lavora, è una ricercatrice all'Università di Padova, insomma, e altri, insomma, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione che lavorano da anni nel cinema o indirettamente collegati col cinema e quindi daranno un contributo fondamentale. Qual è il plus valore che danno le Film Commission regionali al cinema italiano e al cinema in genere, secondo te? Le Film Commission sono dei motori, no? Sono dei volani, noi poi abbiamo la fortuna di essere collegati per forza di cose a Venezia, quindi alla Mostra del Cinema, e quindi prevedo che ci sia una grande collaborazione col Presidente Baratta, col Direttore Barbera. Sono opportunità da cogliere subito, bisogna muoversi molto, molto velocemente e fare, soprattutto creare una rete, no? Il cinema, come altri settori, è un settore in cui i rapporti sono fondamentali, soprattutto se vogliamo portare qua le grandi produzioni bisogna avere rapporti con l'estero, quindi si tratterà di allacciare o di rafforzare dei legami che ci sono già e attraverso queste facilitazioni che noi vogliamo offrire riuscire a raggiungere dei risultati. In sostanza, in parole povere, tu dici
a un grande produttore: guarda, se vieni qua trovi le migliori location, trovi tutte le facilitazioni che vuoi, avrai tutte le agevolazioni che vuoi, noi ti diamo una mano, le maestranze locali, ovviamente poi loro sono liberi di... È ovvio, però già arrivare qui, fare un film che racconti il Veneto, storie che siano legate al Veneto, ai personaggi del Veneto, in maniera possibilmente positiva, no? E obiettiva, io credo che sia un grande risultato. L'immagine del Veneto, ovviamente, da questo punto di vista non può che trarne dei benefici. Far vedere il Veneto non soltanto appunto sul Canal Grande, no? Sempre Venezia, tanti film dai tempi di Morte a Venezia o di Summertime con Katharine Hepburn e Rossano Brazzi, ma poi più recentemente dico Woody Allen con un film legato così ai sentimenti. Beh, anche il Papa, no? Con Giulia Roberts, Young Pope, no? Con John Malkovich, insomma. Perché comunque Sorrentino. Uno che vede Venezia dentro un film, dall'altro capo del mondo, è sempre comunque una gita a Venezia. Anche se poi la trama del film poi interessa poco, no? Quante volte anche noi magari, io parlo di me stessa, siccome sono affascinata da New York, io quando vedo un film ambientato a New York vado a vederlo, magari non do peso, ma c'è questa parola, oppure un romanzo ambientato a New York in qualche modo mi attira, no? Certo. E quindi questo è il ruolo di Venezia, però c'è tutto il contorno. C'è tutto il contorno, cioè ovviamente Venezia ha un potere di attrazione enorme come Manhattan, come New York, voglio dire, anch'io quando vedo film ambientati a New York mi fermo perché mi piace, è una città che adoro, però poi c'è tutto il resto, insomma, no? Ci sono le campagne, ci sono le colline, c'è la montagna, ci sono i laghi, c'è di tutto da queste parti, no? Tu prima dicevi una cosa interessante, questa collaborazione che la Film Commission avrà con la Mostra del Cinema di Venezia, una mostra del cinema che da quando è ritornato ad essere il direttore artistico Alberto Barbera, praticamente è ritornato ad essere, infatti è stato anche accusato di fare una mostra del cinema sì sperimentale, ma spesso anche che strizzava l'occhio al commerciale, perché comunque la grande macchina cinematografica è questa. Tant'è vero che ha avuto anche il coraggio di portare, no, alcune puntate sulle piattaforme digitali, la famosa Netflix, a un festival del cinema. Evidentemente quindi la televisione che fa cinema, chiamiamola così, oggi rappresenta i principali produttori? Ma guarda, le fiction sono, diciamo, uno dei volani più interessanti e su cui bisognerà puntare di più. Io ho visto cosa ha comportato, perché ci vado e l'ho visto proprio giorno per giorno, un passo dal cielo, la fiction con Terence Hill sul lago di Braies in Valpusteria, vicino a San Candido, vicino a Villa Bassa. Beh, lì è stato, diciamo, il vantaggio per la popolazione locale che sono arrivate tante di quelle risorse, tanto di quel turismo in più che veramente quella zona che era un po' trascurata adesso viene visitata, cioè c'è un pellegrinaggio, a volte non riesci neanche a entrare, cioè ti fermano e devi aspettare. La casa sul lago di Terence Hill. La casa sul lago, lì, frotte di turisti, prima o poi crollerà sotto il peso di queste carovane turistiche. Come Montalbano. Che nessuno questa vigata non esiste neanche. È Porto Empedocle, è un po' Ragusa, un po' non si capisce bene. C'è chi chiede di vigata, poi è Porto Empedocle in realtà. No, però ecco, hai ragione, cioè anche lì è un esempio fantastico di quello che una fiction può comportare. Che è cinema. Che cinema, sì, poi si chiama fiction, sono serial televisivi, comunque sia, sono prodotti che però portano davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori e poi c'è questo richiamo proprio turistico, per cui ecco, il grande vantaggio è questo per l'economia locale, un po' meno vantaggioso diciamo dal punto di vista proprio dell'affollamento, no? Ci sono località dove tu andavi, camminavi da solo e adesso ti trovi, però voglio dire l'importante è che le risorse locali vengano effettivamente valorizzate.
Come sta il cinema in genere? Il cinema è un'arte che viene a riscoperta, perché se ne sono dette tanti, crisi del cinema, non si va più al cinema, al grande schermo, si guarda tutto nel telefono, cioè che poi sono tutte, no, le paure dettate secondo me dalle rivoluzioni degli strumenti, che poi alla fine cambiano gli strumenti, ma lo dicevamo prima, no? Ci sono delle cose che sono essenziali, non possono cambiare. Il cinema è cinema, l'informazione è informazione, possono nascere magari delle forme miste, contaminate, ma restano, insomma, gli ingredienti base sono quelli. Sono quelli. Ma io da vecchio appassionato del cinema amo vedere un film al cinema, no? Proprio, a me piace, non ci sono più i cinema di una volta dove sentivi anche po' l'odore di muffa, penso ai vecchi cinema di provincia. Una pellicola dietro l'omino che le proiettava. Sì, no, era una magia che adesso è un po' finita, perché sono dei cinemoni enormi, modernissimi. Vabbè, rimane il fascino, secondo me, proprio il vero grande schermo, l'andare al cinema appositamente, andare al cinema per vedere un film. Dopodiché oggi lo vedi sulla rete, lo vedi dappertutto, insomma, no? Quindi è diventato anche più accessibile. Il cinema italiano, per esempio, mi pare che sia in una fase positiva, cioè i film spuntano, e i registi soprattutto spuntano come funghi, no? Quindi si parla spesso di Virzì, di Salvatore, di tanti, di Sorrentino, per non parlare anche di quelli meno celebrati, insomma, no? Però sono tantissimi e hanno fatto dei film che fanno anche cassette, insomma, no? È la tua passione per il cinema che ti ha spinto ad accettare questa avventura? Ma insomma, a me ha sempre... Scriverai una sceneggiatura a breve? No, vedremo Luigi Baccialli, regista? No, non credo. No, mi entusiasmava, insomma, l'idea di poter in qualche modo dare un contributo a un settore che amo tantissimo e che vedi un po' da lontano, no? Ovviamente questo ruolo ti porta dentro il cinema, no? Proprio a me piace molto l'idea del seguire un po', vedere cosa succede nella produzione, la macchina, il backstage, i registi, insomma, avere contatti proprio con chi il cinema lo fa. Il cinema è sogno, è storia, è vita, è realtà? Qui come Marzullo. Chiedo. Sì, no, ha ragione Marzullo quando dice il cinema è libertà, il cinema la sera, no? Quando presenta il suo programma, che è un bel programma tra l'altro, no? Ci sono tanti programmi in televisione che parlano del cinema, è libertà il cinema, no? È possibilità anche di comprendere realtà lontane. A volte si dice della Mostra di Venezia che ha puntato molto troppo sull'esotico, no? Dice, ma sempre ci sono i cinesi, gli arabi. Beh, anni no? fa però, adesso sta un po' meno, però no? insomma c'è una buona dose. Sì, c'è stato un periodo in cui io neanche mi ricordo che abbia vinto il Leone d'Oro, tanto era impronunciabile il titolo e il regista. Erano cose, non so, era un po' così, insomma, un cinema d'essai, chiamiamolo così. Cinema d'essai, insomma, no? Io preferisco, non so, ecco, non la scorsa edizione, ma quella prima, La forma dell'acqua, era un film bellissimo, straniero, ma non aveva niente di esotico. Però ecco, il cinema è anche questo, cioè capire altre realtà, entrare in contatto con altri mondi, no? Collegare le comunità, collegare i popoli, soprattutto difendere certi valori, no? La libertà essenzialmente. Siamo in chiusura, per una domanda provocatoria voglio fartela. Sì. L'autonomia del Veneto avrà delle ripercussioni per il cinema e questa autonomia arriverà prima delle europee? Questa la faccio al giornalista però. Ma l'autonomia arriverà di sicuro in Veneto come in altre regioni. Ma differenziata, anacquata, sbiadita, ma vedremo. Ricostruita. Il problema è che in questo paese, vedi Antonella, c'è un problema serio, no? È un po' nel nostro DNA forse purtroppo, cioè che chi ha la possibilità di avere gli strumenti per migliorare non chiede gli strumenti per migliorare e uguagliare gli altri, no? Arrivare al loro stesso livello, ma chiede gli strumenti per tarpare le ali agli altri, no? Questo è tremendo e si sta facendo questo gioco. L'autonomia viene spacciata per la secessione dei ricchi, per il nord che toglie risorse al sud, mentre invece è l'opportunità. Quindi è la paura. È la paura e anche
è la paura, ma anche, diciamo, un sabotaggio politico bello e buono. C'è no? chi cavalca la paura. Chi cavalca la paura. In questo caso in un senso o in un altro, poi, perché poi è un atteggiamento che può essere di destra o di sinistra, no? Tema, a seconda del tema che si vuole caldeggiare o sminuire. Esatto, no? Per portare l'acqua al proprio mulino, allora si dicono un sacco di balle, si agisce sempre con molta malafede, si fanno mistificazioni. Bisognerebbe essere seri e veramente evitare, per esempio, di pubblicare un manifesto in cui si vede una malata di cancro che dice l'Italia non ci abbandoni. Ma come non ci abbandoni? Se la sanità è malata al sud... È riferimento a questo manifesto che è stato pubblicato per l'autonomia dei medici. Che insomma... Sì, ma voglio dire, se uno attribuisce al nord le carenze della sanità del sud, dice veramente, ecco, una fake news totale, perché i difetti della sanità del sud derivano da una dissennata gestione e infatti vengono a curarsi al nord. Purtroppo questo è un dato oggettivo, non stiamo esprimendo delle opinioni politiche. Io ringrazio Luigi Bacialli perché sai, i tempi televisivi sono come l'accetta, non c'è più spazio a disposizione. Ringrazio voi, torniamo domani mattina per 7 in punto. Ringrazio Luigi Bacialli, arrivederci.